Buongiorno, le principali notizie. A Siracusa l'ISAB di Priolo torna a guida italiana, la raffineria acquistata dal gruppo Ammaturo ha sottoscritto l'accordo per il più grande stabilimento del Mediterraneo. A Palermo la polizia e i carabinieri hanno setacciato lo Zen alla ricerca di armi, compresi i Kalashnikov utilizzati per le intimidazioni degli ultimi mesi anche a Sferracavallo. Ismaele Lavardera ha occupato la spiaggia di Mondello in attesa del verdetto del Consiglio di Giustizia amministrativa di oggi sulla revoca della concessione alla italo-belga. A Messina allarme antivirus rientrato, la paziente argentina ricoverata al Policlinico risultata negativa. L'infettivologo Jacobello dice contagi possibili da contatti prolungati tra persone. Commozione per la morte della piccola Alessia, la tifosa del Palermo Calcio combatteva da anni contro un tumore, la camera ardente allo stadio Barbera. Musica, il trio Il Volo torna in Sicilia al Teatro Greco di Siracusa e poi a Taormina. Calcio, febbre da play-off, il Catania attende il nome dell'avversario che affronterà nei quarti degli spareggi promozione, oggi amichevole al Massimino. Buongiorno, benvenute e benvenuti. In apertura alla cronaca perché a Catania la polizia ha fermato 2 corrieri della droga, un uomo e una donna provenienti dalla Calabria con 28 kg fra cocaina e hashish. I 2 che viaggiavano a bordo di 2 auto, in una c'era anche un minore, sono stati fermati al casello di San Gregorio. All'interno delle auto, lo vedete nelle immagini, erano stati nascosti 9 panetti di cocaina e 22 di hashish. I 2 corrieri sono stati arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti e la droga è stata sequestrata. Andiamo a Siracusa perché si apre una nuova pagina per l'ISAB di Priolo, il più grande complesso di raffinazione d'Italia. Il gruppo Ludoil della famiglia Ammaturo ha sottoscritto un accordo con Goi Energy per acquisire la partecipazione nella società proprietaria della raffineria appunto siracusana. Desiree Ferlito. Il gruppo Ludoil ha raggiunto un accordo per acquisire l'ISAB di Priolo, polo strategico per la sicurezza energetica nazionale. Un'operazione che guarda al futuro tra bioenergia, occupazione e transizione green. Nel cuore industriale di Priolo Gargallo si apre quindi una nuova pagina per l'ISAB, il più grande complesso di raffinazione d'Italia. Il gruppo Ludoil della famiglia Ammaturo ha infatti sottoscritto un accordo con Goi Energy per acquisire la partecipazione nella società proprietaria della raffineria siracusana. Un passaggio che segna il ritorno sotto una guida italiana di un'infrastruttura considerata strategica per la sicurezza energetica del paese. L'operazione avverrà in 2 fasi. La prima riguarda il 51% delle quote ed è subordinata al via libera del governo attraverso la normativa sul Golden Power e alle autorizzazioni antitrust. Ma il progetto guarda già oltre il petrolio tradizionale. L'obiettivo annunciato è trasformare l'ISAB in una moderna multi-energy company, capace di integrare raffinazione, bioenergie avanzate e nuovi vettori energetici sostenibili. Un passaggio strategico che potrebbe rafforzare il ruolo della Sicilia come hub energetico del Mediterraneo, grazie anche ad investimenti già avviati nel polo industriale di Priolo. Sul fronte occupazionale l'azienda assicura la salvaguardia integrale degli attuali posti di lavoro e promette nuove opportunità legate a ricerca, innovazione e formazione. A Palermo adesso la polizia e i carabinieri hanno setacciato il quartiere Zen alla ricerca di armi. Sentiamo Maglio Viola. 100 uomini e donne di polizia e carabinieri hanno cinto d'assedio il quartiere Zen di Palermo alla ricerca di armi. La maxi operazione si è conclusa con un arresto e una denuncia per droga e 32 contravvenzioni per un totale di 25.000 euro. I controlli fra Zen e Sferracavallo continueranno, come ha stabilito il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. E questa la reazione della società civile e delle forze dell'ordine a intimidazioni, sparatorie e clima di tensione che si respirano fra Sferracavallo e Zen di Palermo, appunto. Una risposta concordata nel corso della riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenuto nella giornata di martedì in prefettura e i cui effetti si dispiegheranno per giorni. Nessuna nuova zona rossa, ma maggiori controlli dinamici e un rafforzamento dei servizi sul territorio anche di notte sia al quartiere Sferracavallo che Zen. Positiva ma prudente la reazione di abitanti e commercianti della borgata di Sferracavallo. Io mi auguro che questa attività possa essere continuata nel tempo, specialmente in estate e la notte, soprattutto quando la borgata è più vulnerabile a questi attacchi. C'è bisogno di educazione, manca quello.
purtroppo. Intanto giovedì 28 maggio, fra 2 settimane, a Sferacavallo, come già avvenuto nei mesi scorsi allo Zen, sbarcherà la Commissione regionale antimafia, si terrà una seduta pubblica di solidarietà e di vicinanza al quartiere, agli abitanti, ai commercianti. Già nella relazione al Parlamento regionale di 2 anni fa, ha ricordato il presidente Antonello Cracolici, si era manifestata la preoccupazione per la crescente circolazione di armi anche da guerra. Il deputato regionale Ismaele Lavardera ha occupato la spiaggia di Mondello in attesa del verdetto del Consiglio di Giustizia Amministrativa che oggi si pronuncerà sulla revoca della concessione del litorale all'azienda italo-belga. Sentiamo il servizio. Accampati in spiaggia in attesa dell'udienza del CGA sul litorale di Mondello. Ismaele Lavardera, leader di Controcorrente assieme a Matteo Alisei, presidente di Più Europa, ha iniziato occupando simbolicamente la spiaggia mondelliana il suo countdown verso l'udienza del Consiglio di Giustizia Amministrativa sulla revoca della concessione della spiaggia alla società italo-belga. Non pensavamo ci fosse lo sfondo della mafia dietro questa partita, purtroppo però c'è, e quindi domani noi ci auguriamo che il collegio del CGA tenga conto che il comune e la regione si stanno muovendo. Non è vero che ci sarà, come dire, la paura di non riuscire in qualche modo a dare un'alternativa vera a questa spiaggia. Ecco il senso di questa nostra manifestazione pacifica. Sono gli ultimi momenti appesi prima dell'estate ormai alle porte. La vera risposta l'hanno data i cittadini siciliani e palermitani che in queste settimane hanno fatto esattamente il contrario di quello che si raccontava. Non ci sono stati problemi, sporcizia, c'è stato ordine, c'è una spiaggia bella come non mai, dove i cittadini hanno potuto accedere senza alcun vincolo, senza alcuna pressione, senza costi assurdi. A Catania l'ordigno rudimentale non ha funzionato ed è fallito l'assalto allo sportello dell'ATM dell'ufficio postale. È accaduto la notte scorsa in via Canfora, dove 4 rapinatori con il volto coperto hanno tentato di far esplodere la cassaforte del bancoposta senza riuscirci. E adesso a Messina invece la direzione investigativa antimafia ha eseguito 3 misure cautelari per 2 fratelli. Agli arresti domiciliari un imprenditore edile per il trasferimento fraudolento di materiali aggravato dalla finalità mafiose. Sequestrate 3 aree utilizzate per lo smaltimento illecito di materiale di risulta derivante da attività edilizie. Gli investigatori hanno scoperto anche che i 2 fratelli sversavano materiale sull'argine di un torrente a pochi metri dal mare. 21 gli avvisi di garanzia della direzione distrettuale antimafia di Messina. Restiamo a Messina perché la paziente argentina, il caso sospetto di antivirus, è risultata negativa dopo i test effettuati allo Spallanzani di Roma. Francesco Triolo. È risultata negativa all'antivirus la paziente ricoverata al Policlinico di Messina per una polmonite sospetta. Il campione prelevato sulla donna è stato analizzato con le strumentazioni più moderne allo Spallanzani di Roma, riferimento nazionale per test su malattie infettive complesse o rare, come quello per l'antivirus. Sono state effettuate analisi del sangue e dalle urine specifiche mirate a rilevare anticorpi o materiale genetico del virus. La 49enne argentina era arrivata domenica scorsa al pronto soccorso del Policlinico messinese per una sospetta polmonite e ha dichiarato di provenire da una zona endemica dell'Argentina, seppure non avesse avuto contatti con gli altri casi di antivirus sinora riscontrati. Era stata quindi immediatamente posta in biocontenimento già al primo accesso nell'area di emergenza per poi essere trasferita nel reparto malattie infettive, dove ha proseguito le terapie sempre in isolamento. Pur non rientrando nella definizione di caso sospetto, però, gli operatori sanitari hanno seguito il protocollo previsto dalla circolare del Ministero della Salute e a scopo precauzionale per completezza diagnostica si è proceduto a contattare lo Spallanzani, che ha ritenuto opportuno l'approfondimento diagnostico, e questa mattina è giunta anche la conferma che il test è negativo. Ma trattandosi di antivirus, vediamo quali sono i sintomi, come viene il contagio, cosa sono il tracciamento e il piano pandemico. Tonino De Mana lo ha chiesto all'infettivologo Carmelo Jacobello. Sentiamo. Dottor Jacobello, i sintomi dell'antivirus. I sintomi sono tipici di un virus influenzale, quindi inizialmente una sintomatologia delle prime vie aeree, mal di gola, rinorrea, particolare affaticamento e soprattutto febbre. Nell'arco dei giorni però la patologia può diventare severa con un interessamento polmonare che, a differenza del Covid, è interstiziale ma può diventare emorragico. Come avviene il contagio?
Il contagio avviene attraverso, fino ad ora noi avevamo la certezza che il contagio avvenisse attraverso le deiezioni e le urine dei topi, dei roditori, che venivano, una volta aerosolizzati, diffondevano nell'aria il virus. Però la scoperta di questa nuova variante, Andes, ha modificato in un certo senso, ha fatto il salto di qualità e il salto anche di specie, per cui con questa variante il contagio interumano è possibile, anche se a differenza del Covid c'è bisogno di un contatto stretto, prolungato, perché possa avvenire il contagio. In cosa consiste il tracciamento? Per questo virus il problema del tracciamento diventa più complicato, perché siccome il periodo di incubazione varia da 10 a 40 giorni, è chiaro che se un soggetto ha avuto il contagio 40 giorni prima, ma sviluppa i sintomi dopo un periodo così lungo, è difficilissimo poi andare a individuare tutti i contatti. Dottor Jacobello, il piano pandemico per l'antivirus? Il piano pandemico per l'antivirus è sostanzialmente il piano pandemico uguale a tutte le grandi pandemie, naturalmente l'uso delle mascherine, il lavaggio delle mani e soprattutto il controllo dei contatti e gli isolamenti dei pazienti che hanno avuto il contatto. A Catania e a Trecastagni la Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 3.200 prodotti contraffatti tra scarpe, t-shirt e accessori recanti marchi falsi di brand molto conosciuti. 2 persone sono state denunciate per contraffazione, commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione. Andiamo a Gela, dove tornano paura e tensione nel centro storico. 2 rapinatori hanno tentato di assaltare una tabaccheria armati di mazza, poi il colpo è fallito. I commercianti intanto sono esasperati e progettano ronde notturne. GR Italia. Il rumore dei colpi nel silenzio della notte, poi la fuga improvvisa all'arrivo della vigilanza, l'ennesimo tentativo di spaccata che colpisce il centro storico. Sono circa le 2:30 quando 2 uomini arrivano davanti a una tabaccheria armati di mazza, puntano direttamente alla vetrina nel tentativo di sfondarla e introdursi all'interno del locale. I malviventi colpiscono più volte il vetro con violenza, ma durante l'assalto la mazza si rompe. Nonostante questo, continuano a tentare di aprirsi un varco prendendo a calci la vetrina, senza però riuscire a entrare. A mettere fine al raid è l'arrivo dei vigilantes impegnati nel controllo della zona. I 2, accortisi della presenza della sicurezza privata, scappano rapidamente facendo perdere le proprie tracce. Un episodio che arriva appena 2 notti dopo l'arresto in flagranza di un uomo accusato di aver tentato una spaccata ai danni di una parrucchieria in via Venezia. Ma la sequenza di furti e tentativi di assalto registrati negli ultimi mesi continua ad alimentare rabbia e paura tra gli esercenti del centro storico. Tra i commercianti c'è anche chi pensa all'organizzazione di ronde notturne per presidiare le attività commerciali. Una prospettiva che la Confcommercio locale prova a disinnescare, invitando a mantenere fiducia nel lavoro delle forze dell'ordine e chiedendo un rafforzamento dei controlli sul territorio. Noi stiamo cercando in tutti i modi di evitare tutto questo, ci fidiamo delle forze dell'ordine, sappiamo che stanno lavorando e speriamo che più presto anche gli altri autori di queste spaccate vengano assegnati alla giustizia. Il clima nel centro storico resta però pesante e mentre commercianti e residenti chiedono maggiore sicurezza cresce la preoccupazione per un'escalation criminale che sembra non arrestarsi. Alessia, la bambina malata da un tumore, non ce l'ha fatta, è morta dopo aver lottato contro una malattia che non le ha dato scampo. Tifosa del Palermo, era diventata un'icona dei supporter della squadra. Camera ardente allo stadio Barbera. Marco Gullà. La piccola Alessia non ce l'ha fatta. La bambina, tifosa del Palermo, è morta la scorsa notte dopo una lunga battaglia contro un tumore aggressivo contro cui lottava. Aveva 8 anni. Negli anni aveva affrontato un percorso terapeutico complesso. La sua storia aveva commosso la città e il mondo rosanero. Alessia aveva stretto un legame particolare con il vice capitano del Palermo, Jacopo Segre, che nei mesi scorsi era andato a trovarla a casa e aveva continuato a informarsi sulle sue condizioni. Segre ricorda con un messaggio sui social la sua tifosa: un privilegio averti incrociato. Alessia è diventata anche un'icona delle tifoserie di tutta Italia, da Venezia a Catania. Tutti gli ultras le tributavano saluti e applausi. Che forza Alessia! Nonostante la malattia era un vulcano.
e che forza la sua mamma. Nonostante la partita fosse compromessa, non ha mai mollato, come cantano gli ultra, accompagnando la figlia in ogni momento della sua vita, tra momenti belli e meno belli. Alessia, la guerriera, vogliamo ricordarti così, mentre canti per la tua passione più grande, e siamo sicuri che continuerai a farlo anche da lassù. Ci fermiamo, una breve pausa, poi entreremo in una delle sale operative dell'ANAS. Vi portiamo in una delle sale operative dell'ANAS, cuore pulsante di tutte le attività svolte per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale. Nella sede di Catania si è tenuto un incontro con le forze dell'ordine e il prefetto Signoriello. Emanuela Corsi. Un sistema capillare di controllo attraverso monitor, telecamere, pannelli a messaggio variabile e automezzi. Ci troviamo in una delle sale operative dell'ANAS, in quella di Catania, dove si effettua un continuo monitoraggio delle condizioni della viabilità sulle infrastrutture stradali per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione. Le nostre sale operative operano a stretto contatto con la Protezione Civile, Prefettura, Forze dell'Ordine, per qualsiasi evento che può andare dall'incidente ad eventi meteorologici avversi. Quindi la coordinazione di tutti fa sì della buona riuscita di qualsiasi intervento in tempi molto celeri. Il personale si avvale di moderne tecnologie per fronteggiare le emergenze come gli incidenti stradali o le condizioni meteo avverse. Parliamo di tecnologie avanzate, efficientamento energetico, digitalizzazione e sensoristica. Le nostre gallerie, come vedete anche dallo schermo, sono dotate di telecamera e quindi hanno un sistema SCADA, quindi da remoto, dove i nostri professionisti possono intervenire per qualsiasi evento secondo, diciamo, un piano di sicurezza e di emergenza che va a dettagliare qualsiasi tipo di evento, che può andare dall'incidente all'incendio in galleria. Le varie attività che si svolgono nella sala operativa dell'ANAS di Catania sono state illustrate durante un briefing alla presenza delle forze dell'ordine e del prefetto etneo Pietro Signoriello. La musica con il trio Il Volo, che tornerà in Italia per una storica prima volta al Teatro Greco di Siracusa e poi a Taormina. Ci raccontano l'emozione di questo debutto Ignazio Boschetto e Piero Barone, i due tenori siciliani del trio, che usciranno anche con un nuovo singolo. Sentiamo Eva Spampinato. I'm Ignazio, I'm Piero, I'm Gianluca. We are Il Volo. 17 anni di successi in giro per il mondo, partiti poco più che bambini dall'Italia e diventati icone globali del bel canto. Nella loro carriera hanno cantato nei palcoscenici internazionali più importanti. L'America Latina è diventata la loro seconda casa, ma c'è sempre una prima volta che sa di stupore e meraviglia, e sarà proprio in Sicilia. Io personalmente sono quasi un anno che non torno in Sicilia, quindi siamo molto felici. Poi Siracusa sarà la prima volta che canteremo lì. Noi, oltre che essere dei visitatori, saremo anche protagonisti di quel posto, ma protagonista sarà anche il pubblico, perché noi ci teniamo a definire il pubblico parte integrante del concerto. Dopo il sold out in America Latina e negli Stati Uniti, Il Volo tornerà in Italia e a luglio debutterà al Teatro Greco di Siracusa, l'11 luglio. Non conosciamo il posto, quindi sappiamo che è uno dei posti più belli in Sicilia da dove potersi esibire, ecco. Per poi raddoppiare al Teatro Antico di Taormina il 22 e il 23 agosto. Che effetto fa tornare in Sicilia, in teatri storici che hanno una storia incredibile, impressionante, dopo aver girato in realtà davvero tutto il mondo? Per noi siamo molto affezionati a Taormina, anche perché Taormina è stato uno dei primi concerti che abbiamo fatto in Italia nella nostra carriera. Intanto sta per uscire il nuovo singolo Cuerpo sin alma con la star latina Carlos Rivera, una versione italo-latina della canzone di Riccardo Conciante, Bella senz'anima. Con Carlos c'è sempre stata una grande amicizia, un po' come nascono le cose più semplici in una cena, anche perché il padre
e era molto fan di Riccardo Cocciante quando la canzone esplose anche in Latino America. Prepareremo un tour perché tra qualche anno saranno 20 anni di carriera, però prima di tutto questo ci sono le puntate su Canale 5 di Tutti per Uno, quindi c'è tanto lavoro, ma siamo felici perché viviamo facendo quello che amiamo fare, per cui siamo nati. Breve pausa il calcio con domenica, quando sarà la prima partita dei playoff per il Catania. Eccoci al calcio, domenica il Catania giocherà la prima partita dei playoff, oggi amichevole al Massimino, Toscano proverà i suoi giocatori in vista proprio della prima gara. Francesco Triolo. Domenica il debutto nei playoff, un impegno che si avvicina e che il Catania sta preparando da giorni, prima a Veronello, adesso in sede. Questa mattina i rossazzurri hanno svolto un'altra seduta di avvicinamento alla gara di domenica, una sfida d'andata che si giocherà lontano dal Massimino contro un avversario ancora da definire, lo dirà il sorteggio dopo il ritorno del primo turno nazionale. Toscano si porta dietro un paio di certezze arrivate dal ritiro della scorsa settimana. Quelle dei recuperi di alcuni giocatori chiave come Miceli, Donnarumma e Casasola, tutti fermi nell'ultima giornata di campionato a Caravaggio e nel 4-1 di giovedì scorso contro l'Inter Under 23, che però hanno giocato poi la partitella in famiglia finale. Casasola è quello che più degli altri sembra essere in grado di accorciare i tempi del rientro inizialmente previsto per la gara di ritorno del secondo turno nella fase nazionale dei playoff ed essere quantomeno convocabile per la sfida d'andata. L'unico che al momento sembra essere più indietro è Corbari, che si spera di recuperare per il ritorno al Massimino. Un test significativo per capire le condizioni attuali di tutta la rosa potrebbe essere quello di domani, con una sorta di allenamento congiunto che la società sta organizzando probabilmente con il Santa Venerina, vincitrice del campionato di promozione. Per l'occasione le porte del Massimino dovrebbero essere aperte. A Catania la tradizionale sfilata della 21esima edizione del Palio d'Ateneo fino al 15 di maggio, 3 giorni di divertimento tra giochi e sport, una vera e propria Olimpiade universitaria che vedrà sfidarsi 13 squadre in 42 competizioni di 24 discipline. Tutte le squadre poi cercheranno di spodestare i detentori del titolo 2025 aggiudicato da Medicina nell'eterna contesa con Ingegneria. Io mi fermo qui, vi ricordo la prossima edizione alle 14, grazie per l'ascolto e buona giornata.